Le operazioni del RIS di Parma disposte dalla Procura di Trieste sui reperti del caso Una Bomber sono state sospese. L'elenco dei reperti inserito nel conferimento di incarico non coincide con alcuni reperti consegnati ai due periti nominati dal GIP. All'apertura degli involucri spediti dalla Procura è stato scoperto che essi contenevano altro materiale, diverso dagli oggetti elencati nel provvedimento, materiale non richiesto dalla Procura, il che ha indotto i consulenti della difesa dei fratelli Elvo e Galliano Zornitta ad opporre semaforo rosso. Il collegio ne ha recepito le osservazioni e ora chiede all'autorità giudiziaria di definire il materiale da cui estrarre le tracce del DNA. Ovviamente, come sottolinea l'avvocato Paolo Dell'Agnolo, che tutela Elvo Zornitta, indagato per anni prima che l'inchiesta fosse archiviata dopo la manomissione di un lamierino, tale precedente ha un peso notevole per quanto concerne questi ulteriori sviluppi. I nuovi accertamenti sono stati sollecitati da un'indagine del giornalista Marco Maisano e da due vittime di una bomber.